La fine di questa esperienza governativa è la fine di un'agonia. Purtroppo è così, ci abbiamo creduto fino in fondo, ma alla fine dobbiamo guardare i dati concreti, che sono quelli che la politica dei no, dir di no a tutto, non ci fa governare. Lo posso dire da governatore del Veneto, visto e considerato questi no li ho sentiti sulla Pedemontana Veneta, che peraltro è l'opera più grande oggi in cantiere in Italia. Li abbiamo sentiti anche di recente sulla partita della TAV, è un'opera voluta da tutti i veneti, non esistono comitati contro. E poi infine quello che è accaduto con l'autonomia. Stiamo ancora attendendo una risposta come veneti per l'autonomia e nonostante siano passati 660 giorni dal referendum ancora un nulla di fatto. Che la crisi di governo fosse ormai inevitabile era già chiaro al governatore veneto Luca Zaia. L'esperienza giallo-verde si chiude però con molte incognite e per il Veneto, forse più che per il resto del paese, questa crisi avrà un prezzo piuttosto alto. Sul piatto infatti c'è l'autonomia, il cui percorso inevitabilmente si infrange sulla fine dell'esecutivo. Dietro le quinte c'è chi ipotizza che tra i motivi della crisi ci sia anzi soprattutto l'autonomia, che, dicono in molti, Salvini non voleva in realtà essere costretto a fare, innescando uno scontro con le regioni del sud. Il prezzo però potrebbe essere ora quello di uno scontro interno, soprattutto con il Veneto, che in un traguardo per l'autonomia ci credeva davvero e che con la crisi aperta vede profilarsi alla porta anche un altro problema: le Olimpiadi invernali 2026 per Cortina e Milano, appena conquistate, ma al centro della diatriba aperta tra il CIO e il governo sulla nuova legge di riforma dello sport. L'ipotesi di un provvedimento di sospensione delle Olimpiadi da parte del CIO è remota e arriverebbe dopo un iter lungo e con diversi passaggi, ma certo rientra tra le preoccupazioni di chi, come il Veneto, sta già investendo in questa direzione e punta sui cantieri da aprire per il Mondiale e le Olimpiadi per dare impulso all'economia di tutta la regione. Salvini scommette su un prossimo governo di maggioranza dopo il voto, in cui forse anche per l'autonomia potrebbero finalmente suonare le campane a festa, ma prima dovrà convincere gli elettori che a questo traguardo ci crede veramente. Nel frattempo la Giunta Veneta è alle prese anche con questioni di più concreta solvibilità, come la protesta che cresce dopo la nuova legge sui rincari degli affitti nelle case popolari, che probabilmente sarà oggetto presto di revisione. Non c'è nessuna volontà di fare angherie nei confronti di chi ha titolo per stare in una casa popolare. Sono 40.000 gli inquilini, ne abbiamo 14.000 che attendono di avere una casa popolare e non hanno disponibilità finanziaria per andare sul libero mercato. È pur vero che la nuova legge finalmente, dopo tanti anni, mette dei paletti. Siamo disposti, con la delibera che abbiamo fatto, a dire alle altre che valutino tutti coloro che hanno di che lamentarsi, però è pur vero che quando tu ti ritrovi ad avere in conto corrente, cito casi specifici, 700-800 mila euro e paghi 10,88 € di affitto al mese, magari te lo aumentano a 400 euro e ti lamenti, ho l'impressione che io non ce l'ho con questo signore o questa signora, ma ho l'impressione che ci siano molti veneti che abbiano più diritto ad avere quella casa.